Allora andiamo a vedere proprio questo video della Confapi che ci ha mandato il presidente Roberto Dall'In, perché è importante anche capire cos'è e cosa fa la Confapi. Andiamo a vedere. Complimenti per il video, Presidente, che fa veramente chiaro su quella che è l'attività della Confapi. Come imprenditore, come commenti il video, quello che hai visto, quello che hai letto, ma soprattutto di questo Presidente che sta cercando invece di dare dei messaggi positivi? Sì. Ecco, questa impresa che cerca veramente di far capire l'importanza, perché se prendiamo anche queste imprese possiamo chiudere baracche e burattini, sì. Il nostro artigiano, ecco, il commerciante, la gente che veramente lavora, perché qua siamo abituati in questo paese, Presidente Dall'In, lo dico anche a Massimo Zappia, di pagare i parassiti, che sono quelli che non lavorano, e la gente che lavora non pagarla, perché funziona così qua in Italia, purtroppo, dico io. Prego, cosa vuoi dire? Bisogna essere così, bisogna diventare paladini, e questo vuol dire stare molto vicino alle PMI, piccole e medie imprese. Anch'io 15 anni fa sono nato come una piccola impresa e grazie alle associazioni siamo diventati oggi l'azienda che siamo, con mille difficoltà, perché ti alzi al mattino, le leggi sono sempre diverse, sono sempre scostanti, una cosa viene annullata dalla legge nuova e quant'altro. Queste associazioni e soprattutto quello che io recepisco è la vicinanza alle imprese, perché le imprese generano lavoro e il lavoro genera il benessere. È su questo che bisogna sempre continuare a combattere, bisogna essere uniti e non essere indifferenti. E queste associazioni meritano un occhio di riguardo, perché quello che il governo non riesce a dare sicuramente viene compensato, anzi viene sicuramente compensato da queste associazioni, che possono generare sempre una buona partenza di un'impresa. Se poi pensate che questi 150 miliardi di euro potevano essere investiti per le PMI e non buttati via attraverso i truffatori, Mirella, penso di averti detto tutto. Allora, Presidente Dall'In, penso faccia piacere sentire questo imprenditore che fa capire, ecco, l'importanza che avete, che credi in quello che fate. Penso sia un bel scambio di opinioni questa mattina. Prego, Presidente. Assolutamente sì, mi fa piacere che qualcuno creda in noi, perché noi siamo la forza della piccola e media impresa su cui si basa questo Paese, perché siamo il 90% dell'industria è fatto dai piccoli e medi imprenditori che, come il signor Zappia, come sottoscritto, perché io mi occupo di turismo e tutte le mattine devo alzarmi, devo produrre per questo Paese. E l'unione fa la forza. Quando dico anche ai nostri iscritti, andiamo tutti assieme a parlare, a trattare con il governo, portare le nostre problematiche. Se va uno, porta avanti uno, una mano unita è un pugno. E questo è quello che dobbiamo capire, assieme dobbiamo essere una forza devastante, far capire le nostre problematiche
e riuscire a portare a casa le soluzioni per dare una mano e risolverle assieme. Senta, Presidente Dalcin, oltre ad aver sentito il Presidente Pozza che quando parla ha le idee chiare, poi la realtà è anche da un'altra parte, ma soprattutto parliamo anche di concessioni balneari, perché sa che noi non ci abbiamo capito un fico secco. Qui continuano a parlare persone o che parlano troppo tecnicamente, ma siccome riguarda poi tutti noi quello che andremo ad affrontare quest'estate nelle spiagge, ci vuole dire com'è la situazione, cosa sono queste concessioni balneari? Mi sembra che abbiamo anche la ministra Santanchè che si occupa di questo, o sbaglio, Presidente? Assolutamente, ma allora dal punto di vista turistico se ne occupa la ministra Santanchè, però è in capo al demanio, perché là la confusione. Le concessioni balneari, la famosa legge Bolkestein è dal 2006 che è entrata in atto. Dal 2006, sentite le date? Il problema, torniamo a prima, di noi italiani che abbiamo sempre procrastinato la cosa, prima o poi siamo dentro in Europa, sì o no, facciamo parte dell'Europa, che piaccia o non piaccia, dobbiamo accettare quello che ci impone e abbiamo aspettato fino all'ultimo, come al solito nella nostra maniera di italiani, sì, tanto prima o poi arriviamo all'ultimo giorno con una confusione totale. Intanto l'appello che ho lanciato in questi mesi di non fare demagogia negativa, di far vedere, perché dopo all'estero ci vedono, sembra che non ci siano posti in spiaggia, che non ci siano ombrelloni. Sì, ho visto i quotidiani che escono, la Bild, il Cronen, che non vedono l'ora di parlare male di noi, invece non è niente vero, i servizi li stiamo creando. Certamente ci sarà una grossa rivoluzione che porterà a un adeguamento di standard europei in queste spiagge. All'inizio ci potrebbe essere qualche difficoltà, ma sicuramente i posti si troveranno per un abbellimento, per servizi più adeguati e per quello che la comunità europea, i servizi turistici nel mondo ce lo richiedono. Senta Presidente, però bisogna anche capire che anche qua servono i controlli, perché io non posso pagare una prima fila con quello che costa un ombrellone e trovarmi gli asciugamani davanti con le teste che sono vicino al mio ombrellone, o questi giochi nella spiaggia dove ci sono le aree adeguate per giocare, nessuno fa niente perché il cliente è sacro. È vero che è così, perché funziona così, cioè, ma le regole, ma perché nessuno rispetta le regole? Cioè è arrivato il turista, può fare quello che vuole, io pago e devo cambiare ombrellone o devo cambiare fila perché sono disturbato e nessuno interviene. Ma le sembra normale? Ma perché in Italia non rispettiamo mai niente e nessuno? Perché guardi che l'imbecille esiste dappertutto, sempre, continuamente, tutti i giorni, e non possiamo sempre lasciare che va bene, sopporta. No, non sopporto un fico secco visto quello che mi costa l'ombrellone, lo sdraio o la prima o la seconda fila. Prego, direttore. Presidente. Sì, io sono non giustiziario, non giustizialista, ci sono delle regole, devono essere rispettate e fatte rispettare, però in questo paese qua si può parcheggiare dove si vuole, sui posti disabili, e questo è il problema. Allora io pago il mio ombrellone e davanti non posso trovarmi l'accalcamento perché non voglio pagare, no, non puoi stare, ti sposti, vai dall'altra parte, stai a casa, ci sono delle regole che devono essere fatte rispettare, questo giustamente per chi ha pagato, chi ha il dovere di essere su quel posto là. Però in questo paese, torniamo al discorso, 2006 da Bolkestein abbiamo aspettato, c'erano delle regole, non le abbiamo rispettate, ma siamo abituati così e noi italiani siamo così. Non ci sono... meno male che l'ha detto Presidente, noi siamo così, è inutile che giriamo il cerino, che passiamo il cerino, noi siamo così. E quelle persone per bene che meritano veramente di essere ascoltate sono quelle meno ascoltate, anzi danno fastidio, abbiamo Gianfranco Valeri, veloce Gianfranco, che sono in chiusura, vai. Ecco, è caduta la linea, mi dispiace. Massimo, cosa vuoi dire? Scusi, dottoressa, io dico sempre, scagli la prima pietra che è senza peccato, perché qua sembra che siamo tutti santi, però alla fine cerchiamo sempre di fare i furbetti e cerchiamo invece di cominciare a rispettare noi stessi le leggi e farle rispettare per essere rispettate dal prossimo. Perfetto. Massimo, volevo dire una cosa al signor Dalcin, io credo molto in quello che sta facendo, anzi se avessi il potere al governo darei
più visibilità a queste associazioni che possono stare vicino alle imprese, perché queste associazioni vanno a trovare l'impresa, cercano di capire cosa stai facendo e come avvicinarti, perché potrebbe essere che il core business è da lì che nasce. L'impresa, quando si va a trovare, ha bisogno di soldi, va in banca, questi vanno a vedere solo se hai dei soldi, allora ti prestano dei soldi, ma non vogliono neanche capire che cosa stai a fare. E questa è una cosa gravissima. In merito alle associazioni io sono favorevolissimo, anzi bisognerebbe che loro avessero più potere, perché è da lì che parte il fatto di rilanciare l'Italia. Bisogna ripartire di lì. Io quando vedo che le imprese chiudono provo tristezza, perché penso sempre che c'è una persona che si è alzata come me al mattino e che ha lasciato perdere perché non ce l'ha più fatta. Sentiamo come chiude il presidente Roberto Dalcin, presidente Confappi Turismo e Cultura, dopo le parole di Massimo. Vede che ci sono imprenditori che credono in voi e siete voi quelli che dovrete dare la garanzia della sicurezza a questo imprenditore che si comporta bene, perché non lo faccio vedere, perché non voglio mandare messaggi negativi questa mattina, ma abbiamo anche imprenditori evasori, perché li abbiamo anche, cioè è inutile che ce la giriamo tantissimo, che poi penalizzano sempre l'operaio. Non so, per l'operaio non avete mai soldi, però per comprarsi 5 yacht liga sempre Dalcin, perché bisogna dire anche questo. Perfetto. Lei sorride, ma è la verità, cioè dobbiamo dire anche questo. Prego. Sorrido perché se c'è qualcuno che evade vuol dire che c'è qualcuno che deve pagare anche per chi ha evaso, quello è la conseguenza, perché non è, vabbè, tu puoi fare l'imbroglione, però vuol dire che hai portato via del mio lavoro, io devo lavorare il doppio per andare a compensare quello che tu ti sei intascato abusivamente. Concordo con l'imprenditore che ogni volta che vedo un mio collega in difficoltà mi dispiace, mi rammarico, perché ci possono essere mille conseguenze. Vedo una famiglia che magari rimane senza lavoro e quello, io guardo la prima cosa l'attività, però anche la famiglia che vive di quel lavoro, di quella piccola azienda di fatica, tutte le mattine si alza, e quel problema con mille cose, mille ansie al cuore di poter arrivare la sera a pagare le tasse e pagare anche e soprattutto chi lavora con lui e i fornitori. Bravissimo. Grazie. Allora saluto tantissimo Roberto Dalcin, presidente Confappi Turismo e Cultura, di essere stato con noi. Sempre avanti, presidente, barra dritta e difendere questi imprenditori, questi bravi imprenditori che ne abbiamo, di bravi e di onesti.